Benvenuti ai microfoni di Succellese Channel, qui per noi Stefano Gregorat, portierone e tra l'altro capitano per una delle due partite che hanno visto la Succellese protagonista nel triangolare di Pasqua contro, ricordiamo, i Galileo e una rappresentativa del Volta. Cosa ne pensi? Appunto, quali sono le tue considerazioni sulle partite? Beh, considerazioni è che finalmente la squadra ha trovato una quadratura del gioco. La difesa ha retto finché ha potuto, ricordiamo comunque, penso sia un record, un solo gol subito e 7 fatti, penso una differenza a reti. E il portiere si autoesalta, giustamente! Giustamente! Tanto, no, a parte gli scherzi, finalmente la squadra ha aggiunto una quadratura del cerchio in difesa, tornava, poi hanno 3 fenomeni davanti che sono quantificabili come nel Real Madrid, Bale, Cristiano Ronaldo e a chi dedichi il trofeo vinto oggi della Succellese? No, io dedico il trofeo al mio amore non l'avevo fatto riprendere, però grazie prendere non è Tony, grazie per questa sua sorella. Però sì, dedico a lei, dedico comunque a tutta la squadra perché un successo del genere meritava assolutamente, perché era un'ottima edizione di fiducia in tutto il movimento del Succellese. Ecco qua il nostro capitano del Succellese. Buonasera. Come ha visto la squadra? Sì, ho visto. Come ha visto la squadra in questo triangolare dove l'ha vista trionfare con merito e autorità? Beh, devo dire, era una prestazione che non mi aspettavo da parte della Succellese, perché viste le ultime partite in cui non si era comportata molto da protagonista, quindi sono assolutamente contento della mia squadra, ha dato grande dimostrazione di valore. A chi dedico ovviamente abbiamo alzato virtualmente il nostro trofeo, che ovviamente verrà aggiunto con Photoshop alla foto di squadra. A chi lo dedico a... Ovviamente, no, veramente, lo dedico a due mie grandi amiche, lo dedico a Francesca e Antonio. Ok. Francesca, bene. Lo dedico ad Anna, che è dentro e poco. Va bene, faremo una fotografia di Anna. E lo dedico a tutti i miei amici qua presenti, ovviamente.